Buongiorno a tutti. Come da titolo io e Irene vi presentiamo questa mattina un'indagine così a volo d'uccello sulle diverse fonti che riguardanti la storia del sale per il Contà di Ceneda. Ho preferito usare questa terminologia di Contà perché meglio si addice dal punto di vista storico al territorio che abbiamo indagato. Cioè, vale a dire, il territorio in cui il vescovo esercitava la sua dignità comitale. Quindi non solo era il pastore delle anime, ma era anche detentore del potere temporale. Il territorio indagato quindi è costituito dalla zona di Ceneda, dalla città di Ceneda con le relative ville di Gozzuolo, Carpesica, San Lorenzo e San Giacomo, più la regola di Revine, che vedremo avrà dei privilegi molto particolari sul sale, e la vicecontea di Tarzo, che origina dalla permuta con Porto Buffolè nel 1307, costituita dalle ville di Arfanta, Corvanese e per l'appunto Tarzo. La prima menzione, diciamo, per la storia del sale di Ceneda è per la verità molto antica. Il documento che possediamo è un documento del luglio del 1001, in cui sostanzialmente il vescovo Grauso, che era il vescovo regnante tra il 998 e il 1200, grosso modo, c'è un po' di dubbio sulla data finale, conferma al doge Pietro Orseolo quanto fatto sostanzialmente dal suo predecessore, che era il vescovo Sicardo, vale a dire tutta una serie di diritti che non sto ad elencarvi sul castello, sulle terre di Porto Buffolè e sull'esenzione di alcune tasse, tra cui l'esenzione non solo del ripatico e del teloneo, cioè del diritto di approdo al porto di Porto Buffolè e il teloneo, quindi l'imposta sul trasporto, ma anche sostanzialmente da una esenzione su un'esenzione fiscale fino a una franchigia di 20 moggia di sale per il sale ducale. Ci tengo a sottolineare che sia il sale ducale, cioè il sale di proprietà del doge, non della città di Venezia, ma del doge, perché il doge aveva per suo diritto sostanzialmente un certo gettito dalle saline dei privati e possedeva egli stesso delle saline con cui ovviamente commerciava. Importante questo accordo perché si tratta quindi di un accordo tra due signori territoriali, tra due privati, non tra due signori appunto che hanno a cuore, diciamo così, uno scambio commerciale per favorire lo sviluppo del territorio, bensì appunto il doge, come si vede, pensa all'esenzione del suo proprio sale e non di quello dei veneziani, perché i veneziani erano sottoposti al quartese, cioè pagavano un dazio del 2,5% su tutto il carico di sale che trasportavano. Per quanto riguarda il moggio corrisponde a 333 litri che per il sale, visto il suo peso specifico, sono 720 kg, per chi se lo stesse chiedendo. Facciamo un bel salto in avanti, perché purtroppo la documentazione è molto scarsa, e un documento, diciamo, importante a nostro modo di vedere per la storia del sale di Ceneda è un contratto, un accordo, stilato il 20 luglio del 1528 tra il facente funzioni, io lo definisco così perché la sede vescovile all'epoca era vacante, il facente funzioni era Giovanni Grimani, che era abate di Sesto e diventerà poi nel 1540 vescovo di Ceneda anche lui, il quale appunto chiede ed ottiene dal magistrato Alsal, che era la magistratura deputata al controllo di questo vero e proprio oro bianco su cui, come abbiamo già avuto modo di dire molte volte, in passato si reggeva l'intera economia di Venezia sostanzialmente, chiede ed ottiene di poter pagare il sale ai daziari di Treviso allo stesso prezzo a cui questi lo vendevano ai conti di Collalto. E qui c'è una piccola cosa da dire, nel senso che abbiamo ritrovato spesso, e questo dubbio anche ci è venuto consultando l'archivio di Mel, le comunità a giurisdizione separata, come quindi il Contà di Ceneda, la comunità di Collalto, il Cadore, il Contà di Mel poi successivamente, tengono nei loro archivi tutta la lista dei privilegi delle comunità circumvicine. A Mel, ad esempio, c'è la lista dei privilegi del Cadore e dei privilegi di Ceneda. E quindi
farebbe pensare sostanzialmente che ci sia una certa, che comunque le comunità si guardassero attorno per capire e per meglio difendere i propri privilegi. I conti di Collalto pagavano il sale a 12 lire e 4 piccoli, che era lo stesso prezzo a cui lo compravano i daziari da Venezia, come se pagassero il sale senza IVA, diciamo così, e lo stesso diciamo privilegio viene quindi concesso anche ai cenedesi e quindi a tutti gli abitanti del contato di Ceneda. Per quanto riguarda il dazio, sappiamo che il dazio è il cardine sostanzialmente della distribuzione del sale in terraferma. Il dazio di Treviso è uno dei dazi più importanti e più estesi territorialmente di tutta la Repubblica, secondo solo ai 5 dazi della Lombardia, che erano un insieme di piccoli dazi delle comunità. I daziari erano degli appaltatori privati, notare bene, che compravano il sale da Venezia e poi lo rivendevano. Venezia stabiliva per i daziari quanto dovesse essere poi la quota di guadagno per ogni singolo staro di sale venduto. Lo staro trevisano corrisponde ad 83 litri. I conti di Collalto avevano questo privilegio perché sostanzialmente che gli era stato riconosciuto con una ducale del 9 luglio del 1405 dal doge Michele Steno. Quando appunto fu stabilito fu registrato dal magistrato al SAL nei suoi registri il 2 agosto del 1538 e la terminazione, perché di terminazione si tratta essendo una magistratura, dà anche delle note importanti a mio avviso che, cito, dicono: questa terminazione fu fatta fare in virtù degli patti e convenzioni che hanno con gli antecessori del dito loco. Quindi sembra che i magistrati al SAL sostanzialmente non abbiano fatto altro che come dire, certificare, ratificare quanto già si faceva. In realtà sappiamo, siamo nel 1538 quando c'è questa ratifica, ancora però nel 1445 i cenedesi rifiutarono ostinatamente di comprare il sale da Treviso e addirittura arrivarono a trucidare 2 cavalieri inviati da Venezia che erano stati inviati da Venezia per arginare il contrabbando. Il contrabbando nel cenedese sarà una cosa assolutamente dilagante, assolutamente disastrosa per l'erario pubblico. I cenedesi, appunto, talmente ostinati, uccisero anche questi 2 cavalieri che erano venuti per arginare il contrabbando. Su questa ostinazione si potrebbe anche incardinare un po' l'antico privilegio dei ravinesi. Sappiamo infatti che i ravinesi, abbiamo purtroppo una postilla molto tarda del 1732, che però è abbastanza significativa. I ravinesi, quando il vescovo di Ceneda li obbligherà nel 1732 a comprare il sale dalla canipa di Ceneda, quindi dal magazzino di Ceneda, la regola di Revine risponde che non intende impedire che da chi si possa essere venduto sale in questa villa, purché sia di giusto peso, al fine che non resti derogata l'autorità di questo comune, di come per il passato e presente ha avuto e parimenti che se lo possono comprare dove vogliono. Quindi sostanzialmente la comunità di Revine comprava il sale dovunque volesse. Questo magari è da vedere sul fatto che l'antica comunità di Revine era in antico sostanzialmente dipendente dalla pieve di Serravalle e fu forzatamente, successivamente con il falso storico di Ramponi, diciamo in qualche modo tirata dentro nel comitato cenedese. Questa è un'ipotesi tutta ovviamente da verificare e personale nostra. Dicevamo che il 2 agosto del 538 ci fu la registrazione al magistrato al SAL di questo privilegio per la comunità di Ceneda. Lo stesso giorno ci fu anche l'aggiustamento, così si dice, lo scandaglio meglio dicono, delle misure in uso a Ceneda. Lo scandaglio venne fatto dal fabbro appunto Lorenzo, che era un fabbro veneziano, abitava in Cal dei Fabbri, che è poco dietro San Marco per chi conosce Venezia, e questo sostanzialmente scandagliò le misure in modo tale che le misure corrispondessero al costo di 14 lire e 4 piccoli, cioè 2 lire in più rispetto al prezzo fissato dai daziari di Treviso. Questo perché? Perché in queste 2 lire rientrano il trasporto e il nolo del carro sostanzialmente, che erano ovviamente a carico della comunità, un rincaro del 15%.
Inoltre, sostanzialmente, le misure vennero anche successivamente, una volta riaggiustate, una copia venne data al magistrato al SAL e probabilmente si trova ancora a Venezia, perché all'Archivio di Stato di Venezia c'è un fondo inaccessibile di tutte le misure in uso nello Stato Veneto, che non si riesce a vedere. Quindi ci sono le misure di Ceneda e di Serravalle per chi fosse interessato a un po' di metrologia, che è una cosa molto interessante, ma comunque una copia restò anche qui alla comunità di Ceneda di queste misure aggiustate. Le misure vennero bollate, per renderle ufficiali e per renderle valide, vennero bollate col bollo del magistrato al SAL, e questo qui si può vedere una limitazione un po', se vogliamo, dell'autorità. Io affronto un po' meglio il discorso, adesso sorvolo sugli atti che troverete a dicembre. Si può vedere un po' una limitazione dell'autorità, perché basti pensare sostanzialmente che un secolo prima, ancora nel 1429, il vescovo afferma esplicitamente che tutte le misure in uso per qualsiasi tipologia di alimento o di peso dovessero essere bollate col sigillo del vescovo. In questo caso invece un secolo dopo il sigillo sarà quello proprio dei veneziani, quindi già comincia a sgretolarsi un po' il potere temporale dei vescovi e la loro autorità, a nostro modo di vedere. Concludo un attimo su questa cosa della storia del sale, per poi passare a un argomento forse un po' più interessante, che è quello del contrabbando. Nel 1586 abbiamo l'unico incanto che abbiamo ritrovato della condotta dei salaroli, cioè di coloro i quali dovevano distribuire il sale materialmente nella comunità. Il salarolo, per quanto stabilisce la condotta, dovrà essere quello il quale si contenterà di guadagnare manco per staro, quindi le offerte erano fatte al ribasso, e in questo incanto c'è un enorme afflusso di persone per la condotta del salarolo, e c'è anche, si può vedere, proprio le carte ogni tanto parlano, chi è forse un po' più attento, si può notare sostanzialmente una voglia proprio di accaparrarsi questa condotta. Tanto è vero che se i primi due offerenti fanno delle offerte al ribasso, chi 3 lire, chi 2 lire, chi poi 1,5 lire, il terzo dice già da subito che si contenta di vendere esso sale né guadagnare cosa alcuna. Il quarto addirittura dice: io sono contento di non guadagnare cosa alcuna, anzi voglio dare d'utile alla spettabile comunità ogni anno ducato 1. Quindi a questo punto viene da pensare come mai le persone si offrano per non guadagnare niente, e probabilmente perché avevano degli introiti sicuri, garantiti e continui per contrabbando, probabilmente. Questa è l'unica cosa che mi spiego, perché nessuno lavora gratis, insomma. E non è un'opera di volontariato questa. Ultima cosa sulle condotte, è una condotta del 1601 in cui un certo Pellegrino Cosetto si offre così oltre di offrire i suoi servizi alla comunità come salarolo, si offre anche nella sua condotta di offrire la mercede a quel muraro che rassetta i coppi su questa loggia, la loggia del Museo della Battaglia, quando in qualche parte piove, quindi avevano anche, diciamo, un po' una funzione così sociale, ecco. Parliamo adesso di un argomento forse un po' più frizzante, che è il contrabbando. Il contrabbando, a nostro modo di vedere, è sicuramente legato all'orografia del territorio. Il contrabbando nel Cenedese e per tutto l'arco qua delle nostre Prealpi fu una cosa strepitosa, sempre presente, in quantità enormi. Si formarono poi anche nel 600-700 addirittura delle bande armate per il contrabbando, delle cose insomma anche parecchio suggestive. Nel 1340 sappiamo che ci sono 2 vie principali per il contrabbando, e questo è il Podestà di Serravalle che ce lo conferma. Una che da Polcenigo, quindi dal Friuli, si porta all'Alpago e a Belluno, e una che è altre 2 sostanzialmente, che da Sacile, Fregona e Cordignano si portano verso Ceneda e Corbanese e da qui alla Valmareno. Questo contrabbando, secondo come dice il Podestà, interessa non solo il sale ma anche l'olio e il formaggio, e proviene quasi tutto sempre dal Friuli, da Polcenigo e da Sacile. Questo perché? Perché il Friuli, per vicinanza alle saline imperiali e anche per la sua poi
questo sarà successivo, e per la vicinanza soprattutto e per invogliare quindi i friulani a comprare il sale da Venezia, pagavano un dazio di 10 lire, i trevisani pagavano un dazio invece di 16 sul sale, mentre per l'olio e formaggio il Friuli non pagava nessun tipo di dazio, mentre i trevisani pagavano 6 lire di dazio. E quindi c'è la frode spinge proprio, il voler frodare i dazi spinge proprio le direzioni del contrabbando dal Friuli verso le nostre regioni. Cosa poi importante anche è la posizione del Contà di Ceneda, che confina sostanzialmente con tutta una serie di altre comunità a giurisdizione separata, e il contrabbando a quanto pare segue proprio queste giurisdizioni, dove quindi il controllo di Venezia era per forza di cose minore, e anche perché i signori del posto difendevano strenuamente soprattutto il loro iura regalia di poter giudicare, essere loro coloro che giudicavano i reati e i diversi fatti di interesse, i diversi fatti che accadevano nel loro territorio, e mal sopportavano sostanzialmente l'intromissione di Venezia. Tanto è vero che abbiamo una parte, quindi la delibera del Senato del 18 luglio 1458, che afferma proprio esplicitamente che a Ceneda e nel territorio cenedese se facci molti ed infiniti contrabbandi del sal, in grandissimo pregiudizio e danno alla nostra signoria, e destruzione del dazio del sal de Treviso, la qual cosa procede perché le sentenze ovvero condenazioni fatte contra quelli da Ceneda che commette i ditti contrabbandi non si può eseguire per i rettori nostri del Trevisan, perché questo andava in pregiudizio delle facoltà, delle prerogative del Vescovo. La stessa cosa si ripresenterà qualche anno dopo, il 16 dicembre del 1465. In questa parte, diciamo, che coinvolge diverse magistrature veneziane, perché c'è la Quarantia Criminale, il Podestà di Serravalle, il Vescovo di Ceneda e il Senato che si mettono a discutere su un caso parecchio significativo di contrabbando di sale. Nel 1462 vennero arrestati nel territorio appunto di Serravalle, dal Podestà di Serravalle, vennero arrestati 21 contrabbandieri di sale, tutti di Revine, Tazzo e qualcuno anche della zona di Ceneda. 21 contrabbandieri in un colpo solo. Ma la beffa della questione fu il fatto che il Senato, su consiglio degli avvocatori di Comune, sul consiglio della Quarantia Criminale, impose al Podestà di Serravalle nel 1465 di rilasciare assolutamente tutti questi retenti, tutti questi rei, ma non perché non avessero commesso il contrabbando, che era un reato punito con la morte e assolutamente inviso alla Repubblica, era il secondo reato più grave della Repubblica, il primo era fare moneta falsa. Ma beffa delle beffe, ha dovuto scarcerarli perché questo costituiva una piena lesione delle prerogative del Vescovo, quindi non ha potuto far altro che scarcerarli e lasciarli liberi. Ancora nel 1510 la Quarantia Criminale interverrà per cercare di arginare questo contrabbando, imponendo, e facendo un'azione quindi anche un po' di forza, imponendo che tutti i contrabbandieri che si rifugiavano presso la comunità di Ceneda o nel territorio cenedese dovessero essere dati, così dice, nelle mani del Podestà di Serravalle, quindi dovessero essere rimessi alla giustizia veneziana. E se questo non fosse avvenuto, la comunità di Ceneda doveva rispondere dei danni materiali e delle spese che la caccia a questi contrabbandieri comportava. Ovviamente i cenedesi si ribellarono a questa ingiusta, a loro modo di vedere, vessazione da parte della Repubblica, e inviarono il nobile Simone Sarcinelli per ottenere la revoca di questo provvedimento, il quale tornò purtroppo con le pive nel sacco, perché la volontà della Repubblica era quella di arginare il più possibile questi contrabbandi, che costituivano non solo un disordine anche sociale, ma soprattutto un danno erariale immenso. Vorrei ricordare che nel 1560, ed è un dato così sporadico,
nel 1560 il gettito fiscale dell'intera Camera Fiscale di Treviso, il 57%, era dato dalla vendita del sale. Quindi si capisce come il sale contribuisse praticamente per il 60% del gettito fiscale della nostra zona. Ancora poi l'anno successivo il Consiglio della Comunità di Ceneda recepisce finalmente una parte del Senato su cui si impone appunto un stretto giro di vite ai contrabbandieri e leggo appunto quanto è stato disposto. Se il contrabbandiere fosse venuto nelle mani, quindi preso, irremissibilmente sarà impiccato per la gola nella piazza di Ceneda. Non venendo nelle mani, fosse perpetuamente bandito da Ceneda e cenedese, rompendoli i confini, quindi se fosse rientrato di frodo, ed essendo preso, fosse impiccato. Agli captori, cioè coloro che lo prendevano, fosse dato dei suoi beni lire 500. Coloro veramente che ricevessero in casa simile contrabbandiero cadino in pena di lire 500 e sia condannato per 1 anno di prigione e beffa delle beffe vada perpetuamente bandito da Ceneda e cenedese. Rompendoli i confini venga preso, paghi l'Italia lire 300 e gli sia irremissibilmente tagliata la mano destra. E da simile pena soggiacciano tutti quelli che scientemente comprassero simile sale. Quindi si vede come non solo erano puniti in maniera importante i contrabbandieri, ma erano puniti anche coloro i quali difendevano il contrabbando e coloro i quali comprassero volutamente sale di contrabbando. Io adesso sto per chiudere e vorrei chiudere con alcuni casi, diciamo, di contrabbando che mi sono parsi significativi, soprattutto perché ci permettono di capire come il contrabbando fosse una cosa diffusa su tutto gli strati sociali della popolazione, contrariamente magari a quanto si possa pensare. Ad esempio ricordiamo la sentenza del Podestà di Sacile contro il nobile cenedese Giovanni Sarcinelli, che fu accusato appunto di contrabbandare sale di frodo qui a Ceneda, portandolo dal Friuli, quindi non pagando il dazio. Una delle persone che ha più colpito la nostra immaginazione è un certo Tiziano Privitellio, il quale aveva venduto in quel di Ceneda sal vetitum et prohibitum et non daziatum, quindi proibito e non daziato, a 3 soldi la lire sulla pubblica piazza di Salsa. Questo Tiziano Privitello venne bandito per un triennio dal territorio di Ceneda e Tarso e del loro distretto, e nel caso in cui fosse stato ritrovato entro questo periodo di tempo sarebbe stato bandito perpetuamente. Tiziano Privitello però, oltre ad essere un contrabbandiere di sale, era un notaio, apparteneva infatti a una famiglia di notai che hanno rogato quasi tutti tra il 550 e il 580 tra Ceneda e Cison, ma tra l'altro era pure un eretico, perché nel 558, l'anno successivo, fu segnalato ai savi all'eresia, e abbiamo anche trovato il processo, fu segnalato ai savi all'eresia, cioè diciamo così, un po' propriamente all'Inquisizione di Stato veneziana, per luteranesimo. Tra l'altro poi fu ferito anche da un suo parente organista, un certo Giovanni, che gli diede una botta in testa. Quindi ha avuto una vita piuttosto movimentata, si trasferì anche spesso a Porto Buffolè, e c'è insomma una persona su cui sarebbe bello anche indagare in maniera più spinta. Ultimo caso, quello di un chierico, capite Brolei Rustighello, che nel 423 venne trovato con una piccola e misera quantità di sale bianco di contrabbando e gli fu condonata questa inadempienza. Questo capite Brolei diventerà poi una figura importante anche per la nostra zona, riceverà nel 425 la tonsura clericale e successivamente sarà anche canonico di Ceneda. Quindi insomma si può vedere come, questi sono solo alcuni dei casi, si può vedere come il contrabbando interessasse quindi vastamente anche tutta la popolazione, sia chi ospitava i contrabbandieri sia i contrabbandieri stessi. Io ho concluso.